Salve Andrea Cereser, beh, intanto congratulazioni per la vittoria, è stata davvero una disfatta per la Lega in questa campagna elettorale e direi una rinascita del PD. Lei come la vede? Beh, è stata una rinascita secondo me delle buone proposte che abbiamo cercato di condividere con i cittadini ormai da 8 mesi a questa parte e credo che questa sia stata un po' l'arma vincente, nel senso che nella nostra coalizione abbiamo anche aggregato dei pezzi in fuoriuscita ad esempio dal PDL che non hanno avuto problemi a riconoscere nel programma il punto di coesione e credo che alla fine i cittadini soprattutto abbiano valutato questo aspetto che abbiamo cercato con non poca fatica in qualche modo di far conoscere alle persone, alle associazioni, alle categorie, alle imprese e questo è il risultato. Ecco, senta, i suoi oppositori però sostengono anche che se il PD è riuscito a vincere le elezioni è perché non ci sono stati gli apparentamenti giusti nel centrodestra. Ma gli apparentamenti giusti può darsi, noi in realtà abbiamo fatto corsa soprattutto contro la disaffezione dei cittadini alla politica ed è chiaro che anche il risultato che c'è stato in termini di affluenza al voto ha dimostrato che questo divario che c'è tra il palazzo e la gente deve essere in qualche modo colmato e questa è la priorità e su questo abbiamo concentrato i nostri sforzi. Non abbiamo avuto problemi, come dicevo prima, a riconoscere come alleati quelli che avevano un apprezzamento nei contenuti del programma che abbiamo presentato. Ecco, senta, quali sono, domanda di prassi, quali sono le cose che farà nei primi 100 giorni? Beh, noi pensiamo che dopo 5 anni in cui il tema del lavoro è stato assente dal dibattito in Consiglio Comunale e in amministrazione si debba necessariamente ripartire da qui. Per cui già ieri ho accolto gli auguri da parte delle associazioni di categoria e ho rilanciato dicendo che a breve, vuol dire a giorni, ci troveremo per capire come in qualche modo poter aiutare le imprese che ancora sopravvivono nel territorio, ma soprattutto anche di prevedere lo sviluppo di nuove realtà e quindi di poter utilizzare l'estate, dove molti non potranno permettersi le ferie, già per lavorare in questa direzione. Ma per esempio attraverso il microcredito, perché il problema più sentito è proprio questo, no? Che non ci sono organismi che forniscono prestiti. Sì, questo è sicuramente un grande capitolo sul quale dovremmo coinvolgere anche gli istituti bancari e finanziari, come pure anche i sindacati, ma soprattutto cercare di capire nel contesto in cui viviamo e quindi questo Veneto orientale che ha molte opportunità ancora da sfruttare, quali possono essere i lavori di domani e come riuscire a mantenere quelli di oggi. Su questa riflessione dovrà essere creato un tavolo di lavoro che istituiremo già da subito coinvolgendo appunto associazioni di categoria, imprese, istituti finanziari e sindacati, per capire appunto quali possono essere le opportunità di sviluppo per l'agricoltura, per l'artigianato e per il rilancio del commercio, soprattutto in centro.